Allora, buonasera a tutti. Con oggi iniziamo la nuova serie di conferenze dell'Accademia, diciamo la serie autunnale-invernale. Iniziamo con una conferenza a più voci, come probabilmente avete letto. Abbiamo una conferenza in cui i relatori sono Mario Rocca, professore all'Università di Genova, nel Dipartimento di Fisica, Marco Fossa, ingegnere all'Università di Genova, Giovanni Spalla, che non ha bisogno di presentazioni, comunque nostro accademico e architetto nonché ben noto, Pier Enrico Zani, che conosciamo, fisico e che partecipa attivamente alle attività dell'Accademia, e poi come ultimo, ma non meno, Daniele Cuneo, graphic design. Allora, il titolo è Verso l'ecopiano urbanistico, paesaggistico, energetico a scala globale e locale. Il progetto Pergola Giardino Solare applicato agli insediamenti universitari di Valle Puggia e ad aree urbane, industriali e portuali di Genova. Questo progetto era già stato presentato, il progetto Pergola, nella precedente serie di conferenze, però oggi i relatori ci presenteranno un nuovo progetto che coinvolge sempre l'idea di base della pergola, del progetto Pergola. Lascio la parola al professor Mario Rocca. Prego. Allora, buonasera a tutti, in attesa del global warming. Allora, il mio intervento è un intervento abbastanza generico, per dare una motivazione al fatto che l'Università di Genova deve assolutamente muoversi e fare quello che è assolutamente necessario. La motivazione del rendere Valletta Puggia autosufficiente è da una parte economica. Noi stiamo spendendo 1 milione di euro l'anno di corrente elettrica, che è un insulto alla pubblica amministrazione. Quindi purtroppo quell'edificio è stato costruito con criteri, diciamo, ormai superati, erano già superati al tempo del progetto dal punto di vista dell'isolamento termico. È molto difficile metterci le mani per come è fatto, però siamo almeno in grado di migliorare la situazione rendendolo neutro dal punto di vista energetico. Adesso la cosa però si inserisce in una questione molto più ampia che è il cambiamento climatico. E qui sto per darvi delle notizie molto molto brutte. Allora, il cambiamento climatico è stato, diciamo, in qualche maniera dibattuto da ormai 80 anni. C'è stato un certo Roger Revel che scrisse che l'umanità stava conducendo un esperimento tipo geologico globale, tirando fuori tutti i fossili fluidi e immettendoli nell'atmosfera. E questi fossili fluidi questi carburanti fossili si erano accumulati nel giro di centinaia di milioni di anni, e noi nel giro di un paio di centinaia di anni ne abbiamo rilasciato una grossa quantità nell'atmosfera. Nel 79 esce un articolo da parte di un certo Jules Charney sulla National Academy of Sciences degli Stati Uniti, che prevedeva che se il livello di CO2 fosse raddoppiato nell'aria, la temperatura media sarebbe salita di circa 3 gradi, più o meno 1,5 gradi. Nell'80 Jimmy Carter firma l'Energy Security Act, in cui esamina le varie possibilità di incrementare i carburanti fossili che potevano essere estratti, tra cui il fracking, e, diciamo ordina anche che tutto questo venga controllato da un punto di vista del cambiamento climatico. Quindi ha una visione abbastanza ampia. Il report appare nell'83 e stima un incremento della temperatura media per il raddoppio del CO2
dell'ordine di 1,5 fino a 4,5 gradi centigradi. Il limite di questo studio è che si assume una inerzia termica dell'ordine dei 15 anni. Dopodiché subentra questo James Hansen. Ora, James Hansen è possiamo già andare alla prossima diapositiva. James Hansen è no, ok. È un astrofisico che negli anni 60 e 70 ha studiato il fenomeno Venere, quindi studiando la composizione dell'atmosfera di Venere, e su Venere ha capito che c'è un effetto serra incontrollato. La temperatura alla superficie di Venere raggiunge i 350 gradi centigradi e il problema è la presenza di gas serra nell'atmosfera, in particolare di anidride solforosa, di acido solforico, scusate, che impedisce che diffonde la luce, l'infrarosso, e quindi impedisce al pianeta di raffreddarsi. Ora, Hansen pubblica già negli anni 80 questi lavori, fa una connessione con quello che può succedere al nostro pianeta, perché c'è poco da fare dal punto di vista della fisica. Se si aumenta la potenza dissipata in un certo posto, e questo irradia finché può, ma la temperatura media aumenta. E quindi Hansen lancia un allarme e nel 1988 testimonia davanti al Congresso americano dicendo: attenzione, abbiamo a che fare con una questione molto grave. L'anno scorso è uscito un suo articolo sulla Oxford Open Climate Change, che se volete posso diffonderlo a chi fosse interessato, in cui Hansen sostiene che i modelli correnti del clima sono semplicemente incompleti e irrealistici. Quindi tutto l'allarme che è stato lanciato dall'IPCC rispetto ai problemi enormi che potrebbe provocare l'aumento della temperatura della Terra sono in realtà sottostimati. Sono sottostimati per il fatto che non è vero che il tempo di reazione, diciamo, del sistema Terra siano 15 anni, ma è dell'ordine dei 100 anni, e questo significa che l'aumento di temperatura che abbiamo osservato negli ultimi anni è soltanto, diciamo, la punta dell'iceberg, perché ci sono stati effetti diciamo, retroattivi che hanno impedito alla Terra di scaldarsi al modo in cui avrebbe dovuto. Comunque, la sua previsione è un aumento della temperatura di 5 gradi per un raddoppio della quantità di CO2. Purtroppo è molto ben argomentato questo articolo, sono 30 pagine uscite su questo giornale. Allora, ripartiamo dal IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change. Ha fatto un report che aggiorna anno per anno, e lì vedete l'aumento della temperatura dal 1850 fino ai giorni nostri, anzi lì ho marcato soltanto nel 1960, e vedete che c'è stato un aumento di circa 1 grado. E a questo punto il problema però è quanti watt per metro quadro corrispondono al fatto che sia aumentato la temperatura di 1 grado. E nei pannelli laterali vedete quanta CO2 viene messa ogni anno nell'atmosfera. Siamo passati dagli anni 80, in cui era all'ordine dei 15 miliardi di tonnellate per anno, fino adesso che siamo intorno ai 40 miliardi di tonnellate. E a questo punto uno potrebbe dire: benissimo, se intorno al 2040 o al 2055 la smettiamo di comportarci da responsabili e blocchiamo
l'emissione o l'immissione di CO2 nell'aria, cosa può succedere? Beh, il CO2 nell'aria c'era e ci resta, non è così facile tirarlo via. Stanno provando a delle tecnologie, ma voglio dire, prima di riuscire a togliere veramente dei miliardi di tonnellate di CO2, chiaramente la cosa non è così semplice. E nel grafico sotto vedete il forcing, ossia diciamo, la potenza che avremmo in più nella Terra a seconda di quando si smetta di immettere CO2. Allora, le previsioni sono di un aumento e diciamo, la previsione dell'IPCC è di arrivare a 1,5 gradi intorno al 2040. Ora, voi sapete che ci siamo già. Quindi il modello dell'IPCC, per quanto catastrofico potesse apparire, è ottimista. Allora, vediamo un attimo dove sta il problema. Perché il problema è che il raddoppio della concentrazione di CO2 avrebbe dovuto comportare un aumento della temperatura media dell'ordine dei 3 gradi centigradi. E secondo l'IPCC la probabilità che questo avrebbe comportato deviazioni di correnti marine, immaginate cosa succede se la corrente del Golfo dovesse smettere di arrivare dalle nostre parti, e un innalzamento, diciamo, catastrofico dei livelli del mare venivano dati come eventi sì ad alto impatto ma molto improbabili. Ora, la concentrazione del CO2 nel periodo preindustriale era all'ordine delle 250 parti per milione. Attualmente siamo a 420. Quindi la previsione di 1,5 gradi è quantomeno ottimistica, ma è anche strano che non siamo già a temperature più elevate. E a questo punto entra l'articolo di Hansen su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Allora, il problema è di definire quello che veniva chiamato l'ECS, ossia la sensibilità del nostro sistema all'equilibrio. Quindi la variazione della temperatura media a seguito dell'aumento del raddoppio del CO2 quando gli altri parametri rimangono costanti. Cosa sono gli altri parametri costanti? Beh, la Terra è coperta da nuvole, le nuvole sono bianche, riflettono la luce solare, dove ci sono dei ghiacci, nuovamente la luce solare viene riflessa e quindi diciamo, la radiazione che incide in quelle zone non comporta una trasformazione in calore e di conseguenza non comporta un aumento della temperatura. Il problema però è che questo ECS nei conti fatti fino adesso veniva considerato come un parametro indipendente dal sistema. Sostanzialmente si diceva, sì, è vero che stiamo aumentando la quantità di anidride carbonica, ma questo non comporta il fatto che scompaiono i ghiacci dal Polo Nord, per esempio, o dalla Groenlandia. In realtà, purtroppo, questo sta succedendo. E in particolare quello che sta succedendo è che l'aumento della temperatura comporta il fatto che gli ghiacci si stiano sciogliendo e i ghiacci che si sciolgono cambiano la salinità dell'acqua e questo comporta una variazione della risposta degli oceani rispetto al sistema. E l'altro problema che c'è è l'effetto degli aerosol. All'inizio dell'epoca industriale quello che è successo è che si bruciava carbone, quindi venivano buttate enormi quantità di pulviscolo nell'atmosfera. Anche il pulviscolo faceva da manto riflettente per la radiazione solare. Quindi cosa fa Hansen? Va a studiare cosa è successo negli ultimi 800.000 anni, fa dei bei modelli e in questo modello che vedete qua, la variazione della temperatura, la variazione del CO2, insomma, riesce a riprodurre
la correlazione tra CO2 e temperatura. Come vedete ci sono state delle variazioni della temperatura, 0 è il livello attuale e si è passati da un più o meno 10 gradi centigradi. Quindi quando si parla di variazione di qualche grado si intende una variazione che è molto grossa. Allora, il problema è stabilire qual è la relazione tra il disequilibrio della potenza immessa nel nostro sistema, quindi la differenza tra quanto noi riscaldiamo il sistema e quanto la Terra riesce a raffreddarsi irradiando nell'infrarosso. Ora la potenza immessa è quella solare ed è costante, ma quello che viene rilasciato dipende dalla trasparenza dell'atmosfera. E si può, partendo dal Davis, che guardava gli effetti di feedback e di analisi di un sistema, diciamo, elettronico, si può stabilire che la potenza lo sbilanciamento di potenza corrispondente a un raddoppio del CO2 è dell'ordine di 4 watt su metro quadro. E questo comporta un aumento di temperatura dell'ordine di 1,2 gradi centigradi. Allora, uno potrebbe dire, benissimo, ma è tanto tempo che noi stiamo immettendo CO2 nell'atmosfera, perché non siamo già cotti? Beh, il problema è che la relazione tra la variazione di temperatura e la potenza immessa va moltiplicata per questo ECS, e questo ECS da una parte non è una costante ma dipende dal sistema, dipende dal feedback che c'è, e peraltro diciamo, lo sbilanciamento della potenza dipende da quanto sono efficaci i vari gas, e vedete che qui c'è un F equivalente dato dall'F del CO2, del metano, dell'azoto, degli ossidi di azoto, di altri gas, di un protocollo che lui cita, del Montreal Protocol on Trace Gases, e altri gas traccia e dell'ozono, e il risultato è il seguente. Allora, secondo lui siamo attualmente a una potenza immessa dell'ordine di lo sbilanciamento di potenza dell'ordine di 4 watt su metro quadro, che dovrebbe comportare un delta di temperatura che è la linea rossa continua. A seconda dei modelli possiamo stabilire che se l'ECS è 1,2 gradi pro watt pro metro quadro, abbiamo la linea continua, altrimenti abbiamo la linea tratteggiata, e la misura invece è quella sotto. E la differenza nasce dal fatto che attualmente stiamo pulendo l'atmosfera perché stiamo usando dei combustibili più puliti. E la differenza la vedete qua, diciamo, il forzamento della temperatura dovuta al fatto che la Terra non riesce a raffreddarsi è dato dalla linea rossa. L'effetto però dell'inquinamento dell'atmosfera, quindi l'effetto dell'aerosol, è la linea blu che vedete sotto, che diminuisce la quantità di potenza solare che arriva sulla Terra, che però sta nuovamente, diciamo, diminuendo come effetto per il fatto che si usano dei carburanti migliori. E la differenza tra quelli è la linea nera, e la linea nera dice cosa sta succedendo adesso. Come vedete, i due effetti di immissione di gas serra e di aerosol, ossia di inquinamento di pulviscolo, si compensavano fino intorno agli anni 50, per cui fino a quel momento un effetto di riscaldamento non c'è stato, ma attualmente questo non è più vero, e tant'è vero che negli ultimi 20 anni abbiamo osservato un aumento notevole di temperatura. Se si fanno tutti questi conti, nuovamente non sono miei, sono di questo James Hansen, si arriva a una previsione di un aumento di 5 gradi per il raddoppio del CO2.
e siamo a 250 parti per milione preindustriali a 420. Quindi siamo già al 50% di questo e se uno traduce questo in aumento della temperatura, trova che è giusto che siamo già a 1,5 gradi nel 2024, quando era atteso invece nel 2040. È un raddoppio del CO2. Quindi quando raggiungiamo il raddoppio del CO2 arriviamo da quelle parti. E ci siamo però vicini perché stiamo continuando a aumentare la quantità di CO2 presente nell'aria. Ora, gli effetti sarebbero disastrosi perché a quel punto l'innalzamento dei mari ci sarebbe davvero. Si può calcolare che un terzo del Bangladesh, per esempio, verrebbe sommerso. L'Olanda, anche lì ci mettiamo una croce sopra. Però Venezia pure, non c'è niente da fare. Genova stiamo abbastanza bene perché siamo in collina, quindi ci dovremo cavarcela. Però il problema è che se un terzo del Bangladesh, che sono 200 milioni di abitanti, va sott'acqua, ce n'è almeno 100 milioni che dovranno scappare e andare altrove. E quindi migrazioni folli e assolutamente non sostenibili dalla nostra società. Va bene, questo era quanto vi volevo dire. Quindi l'Università di Genova deve assolutamente far vedere di fare qualcosa e partendo anche dal piccolo. E dal piccolo abbiamo questi edifici della Valle Puggia che sono uno scandalo dal punto di vista energetico. Quindi con Zani, con Spalla, loro hanno fatto un progetto che adesso vi illustreranno. Quindi il prossimo oratore è Enrico Zani. La seconda. Per andare avanti, qual è? Questo? Avanti con il destra. Questo? Sì. Allora, ho cercato di condensare al massimo, quindi forse vi sembrerò di andare veramente duro negli argomenti. Comunque, dopo che ha parlato l'amico Mario Rocca della situazione, come si affronta la cosa, cosa possiamo fare industrialmente? Io sono un fisico di origine industriale, quindi ho sempre fatto queste cose. Dobbiamo affrontare la transizione non più energetica, diciamolo subito chiara, è transizione elettrica, tutto elettrico. Cosa si sta facendo per rendere tutto elettrico? Beh, ho preso questo grafico di Bloomberg che dà quanti sono i pannelli che vengono installati nel mondo. Cioè nel 24 sono 650 gigawatt. Tenete conto che un gigawatt è una centrale nucleare, anche se le ore sono diverse perché le centrali nucleari funzionano quasi tutte le ore del giorno e della notte. Cosa vuol dire? Che quindi comincia a esserci un'industria di dimensioni piuttosto pesanti. 650 gigawatt solo di pannelli significa 100 miliardi. Occhio e croce. Quindi questa è un'industria che c'è già. La filiera industriale mondiale, ahimè, 90% cinese. Comunque vi spiego poi che non è un gran problema la cosa. E quindi le proiezioni sono abbastanza grandi perché, come vedete, si va a circa 1 terawatt nel 2034. 1 terawatt è 1000 gigawatt, tantissimo. Però questo grafico non dice tutto, perché via via che io produco pannelli, io li installo e questi producono. Quindi cosa succede? Se io vado fino al 2044 e supponiamo che nel frattempo la filiera industriale sia un po' cresciuta, adesso è 1 terawatt circa all'anno, supponiamo che arrivi a 1,6. Beh, insomma, nel 2044 noi avremo la bellezza di 20 terawatt, 22 terawatt di moduli installati che producono, anche quelli vecchi quindi. I pannelli durano, se non fanno schifo, se non fanno sciocchezze industriali, durano 25-30 anni, anche di più, quelli fatti bene. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo
22 terawatt messi al sole nel 2044. Li leggo perché tutte le volte non ci credo. Sono 22.000 terawattora elettrici, cioè moltiplico per 1000, sono le ore più o meno per cui un pannello produce. In realtà in Italia produce a Genova 1.200, in Sicilia 1.500, a Milano 1.150, beh, insomma, più o meno, in Germania 900, ho fatto la media. È tanto. Cosa vuol dire? Che quando siamo nel 2044, mi tolgo un sasso dalle scarpe, i nostri amici nuclearisti che vogliono tanto fare i reattori si troveranno col mercato già pieno. È come andare in discoteca con le ragazze tutte occupate. Non c'è niente da fare. Quindi non c'è più trippa per gatti, è finita. È inutile lavorare nel nucleare. Se uno vuole lavorare, vabbè, per carità, ma non che mi chiedono i soldi. Dunque, vado molto dritto perché questa è una slide che poi dovrebbe favorire poi l'ingresso del professor ingegner Fossa, che è già arrivato, che parlerà di Genova. Perché poi quando noi... Com'è? Sì. Ecco, questi sono alcuni numeri che avevo preso da IRE, tra parentesi, che me l'ha dati la Bastianelli, che Genova nel 2050, che croce, ha bisogno di 3.100 gigawattora. Per fare questi gigawattora, beh, poi Fossa ce lo dirà. Io qua vi faccio veloce. Perché parlo della struttura dei costi? Perché ad esempio se uno fosse curioso di quanto costa adesso un megawatt installato a terra, i numeri più attuali sono quelli che ho scritto, 750.000 euro, escluso il terreno, perché il proprietario del terreno vorrà essere pagato. Però installato a terra con i trekking, come vedete c'è un esempio di trekking a terra. Sono dei sistemi meccanici che fanno ruotare i pannelli est-ovest in maniera da avere un aumento sensibile dal 15 al 20% in più. Però poi non si possono sempre mettere a terra. Se siamo a Genova, come facciamo? Non abbiamo il terreno. E allora, con l'architetto a spalla, ci siamo inventati, che devo dire che è stata una commistione di idee velocissima, la famosa pergola planetaria giardino luminoso. In città. E che questo sarà poi lo ziggurat che l'architetto Spalla spiegherà dopo. Quindi serve per dire perché noi facciamo tutto questo. C'è dietro un fatto industriale pesantissimo e la possibilità di applicarla direttamente in città. Vediamo adesso l'Istituto di Scienze. L'Istituto di Scienze, come diceva Mario Rocca, consuma un sacco di energia. Perché? Perché ci sono i frigoriferi dell'Antartide, ci sono i liquefattori dell'elio, le cappe chimiche dell'Istituto di Chimica. Quindi i consumi dell'Istituto di Scienze sono immensi, sono 4 milioni di kilowattora in un anno, giorno e notte, il che è un problema. Perché giorno e notte? Perché di notte se noi facciamo l'impianto solare non è che funziona molto. Quindi il progetto per solarizzare l'istituto deve tener conto di usare al massimo le ore di giorno e poi con i costi possibili trasformarli, metterli in una batteria, che ce la metteremo. Questo è un esempio di come produce un impianto solare durante le ore di sole. Vedete che allora, se uno avesse un impianto piccolo di 400 kW, praticamente riusciamo a coprire 10 minuti a mezzogiorno, le altre ore sono comunque prese dalla rete elettrica dell'Enel. Quindi dobbiamo mettere un grosso impianto, più grande che possiamo, in maniera da avvicinarci il più possibile alle ore del mattino e della sera. Quindi non dobbiamo risparmiare sui pannelli, più ne mettiamo meglio è. Naturalmente tutto il sovrappiù dove lo mettiamo? Qui abbiamo le batterie per la notte, oppure possiamo anche suddividerlo con le case, gli istituti vicini in comunità energetica. Non voglio parlare qui di comunità energetica, ma è la grande occasione che sta avvenendo in Italia. Le comunità energetiche funzionano e funzioneranno. Questo è l'istituto visto dall'alto, l'impianto. Quelli blu sono pannelli,
verrà spiegato bene poi dopo. Questa è la produzione nelle varie parti. Come vedete arriviamo a 2 milioni, quasi 3 milioni di kilowattora, 3 megawatt. Non è poco, non è poco, è tanto, è una cifra. Tenete conto che questo vuol dire che energia sono kilowattora che possiamo usare e quindi un risparmio per l'istituto, o vendere, o meglio, vendere tramite la comunità energetica. E qui ho fatto un po' di conti. Il risparmio sui consumi dell'istituto sono 200.000 euro circa. Però l'energia condivisa in comunità energetica e la rete nazionale, con i vari incentivi che ci sono, viene fuori 470. In totale mi è venuta la cifra tonda, 660.000 euro ogni anno. Dato che l'impianto dura 30 anni, i pannelli durano sicuramente, quelli che ho scelto durano 45 anni. Lo so perché, non lo so perché, ma sono fatti bene, so come li fanno. Quindi il totale, quindi ho messo anche il ritorno economico, il ritorno industriale, ma bisogna vedere, bisogna fare i conti bene delle strutture e lì dobbiamo discutere molto, perché la pergola, io finisco qua. Sì, ma poi avrete modo di... Poi non so nemmeno se quella giornata, secondo me manca dei pezzi, ma vabbè. Infatti vedo che mi sta digrignando i denti, ma comunque perché il lavorio è stato piuttosto notevole. Comunque, chiaramente l'istituto non si presta molto, però non possiamo certo tagliare gli alberi di Valle Puggio, non possiamo... E allora con Spalla è venuto fuori un bellissimo progetto, il campo da tennis, la palestra, un sacco di cose veramente. eh, stranamente, scusate, mi è venuto un dubbio che mi è rimasto. Eccola qua, scusate. Allora, sì, scusate, quella è un esempio banalissimo, la pergola più semplice. Poi naturalmente questo è l'abaco, cioè. Ho preso questa perché ci sono anche le ombre e permette di studiare le piante che possono vivere sotto la pergola. Quindi noi possiamo mettere le cuspidi, cioè questi pannelli in varie maniere, possiamo coprire completamente o quasi, così facciamo i funghi, oppure ci mettiamo le pergole messe in questa maniera e possiamo scegliere le piante. Infatti abbiamo anche la Rocotiello che ci spiegherà come si mettono, che piante ci possono stare. E tra parentesi ho fatto il conto che in effetti perde diciamo il 50% il terreno, quindi non possiamo piantare il grano, neanche l'uva, non è che venga bene, ma tutto il resto ci cresce, si può fare parecchio. L'olivo ci sta di sicuro, giusto? No, no. Vuole l'ombra l'olivo? Sì. Ah, è basilico, vabbè. Vabbè, ma si muovono quelle ombre lì. Comunque io ho fatto anche delle serre tra le varie cose, mi dicevano che il 50% va già bene per fare tutto. Meno è difficile, ci sono piante apposta che poi vivono in ombra. Ecco, io ho finito. Avanti, indietro, mi pare. Buongiorno, grazie di avermi invitato a questa prestigiosa occasione, prestigiosa sede. Io sono il professor Marco Fossa, sono professore ordinario all'Università di Genova, alla Scuola Politecnica. Tra le cose che faccio sono il docente di energie rinnovabili dal 2006 alla Facoltà di Ingegneria per gli allievi ingegneri magistrali meccanici e anche il docente di Solar e Geothermal Energy. Chi mi ha preceduto, diciamo, sono persone che hanno molta più esperienza di me nel campo dei cambiamenti climatici, della transizione energetica e della conversione solare fotovoltaica. Da tutti loro ho imparato moltissimo. Ci sono altre persone in sala, come la dottoressa Fabianelli, che o anche Bastianelli per gli amici, non lo so. Non lo so, la dottoressa Fabianelli diciamo che rappresenta l'Agenzia regionale
per l'energia e altre cose oltre l'energia, per la quale incidentalmente l'Università di Genova, diciamo, ha fornito un importante, ritengo, supporto in un lavoro enorme che è il piano energetico regionale della Regione Liguria al 2030, a cui accennerò. Naturalmente tutte le persone che sono in sala e conoscono il mio lavoro o hanno contribuito allo stesso, Maria per prima, la dottoressa Fabianelli, può, diciamo così, integrare quanto vado a dire. Bene, ricalcherò in alcuni passaggi quanto, diciamo, hanno detto chi mi ha preceduto, ci siamo in qualche maniera coordinati e quindi anch'io, diciamo, diciamo, inizio con la questione del riscaldamento globale. Non me ne vorrà Mario se io scrivo 424 anziché 420 parti per milione per quanto riguarda la concentrazione attuale oggi della CO2 in atmosfera, ma comunque di questo parliamo. E anch'io riporto, diciamo così, un andamento stimato delle temperature circa negli ultimi 1000 anni, che è quello che ha fatto anche Mario, diciamo, i grafici sono sempre gli stessi. Nello specifico degli ultimi 1000 anni, io aggiungo rispetto a Mario, ho anche scritto 280 parti per milione per quanto riguarda il periodo preindustriale, lui ha scritto 250, ma siamo... Queste, diciamo, dipende da dove si vuole collocare, diciamo, il momento zero. Ma in ogni caso, se ci riferiamo soltanto agli ultimi 1000 anni, ed è quello che volevo far vedere in questo diagramma, le temperature del pianeta stavano progressivamente scendendo, non salendo, per questa piccola finestra. Mario, diciamo, ci ha fatto vedere, il professor Rocca, gli ultimi 800.000 anni. Per quanto riguarda poi quello che accadrà, o quello che nella migliore delle ipotesi speriamo accada in un'ipotesi di un impatto non così catastrofico come addirittura potrebbe essere. Parlando soltanto di più 1,5 gradi di temperatura rispetto ai livelli preindustriali, come si vede nelle scale che qui vengono rispettate, è comunque un aumento enorme mai visto in tutte le ere geologiche precedenti. Quindi ciò che diciamo che stiamo provocando è qualcosa di veramente mai visto in questo pianeta da quando su questo pianeta esiste un'atmosfera. Ma io intendo e voglio parlarvi delle energie rinnovabili, che sono una delle chiavi per affrontare il problema del riscaldamento globale e delle emissioni serra in atmosfera. Non va mai dimenticato che non è soltanto il settore energetico che contribuisce alle emissioni serra, perché come dire, tutte le volte che produco il cemento o diciamo riduco i minerali, gli ossidi di ferro per ottenere l'acciaio, ecco, tutti quei processi industriali legati diciamo agli edifici e poi ci sono evidentemente i trasporti, ecco, quindi non è soltanto il settore dell'energia che contribuisce alle emissioni serra, ma per quanto ci riguarda, parliamo oggi di questo. Le rinnovabili e tra queste il fotovoltaico, negli ultimi 10 anni, come vedete da quelle frecce, che non negli ultimi 10 anni, nel decennio 2010-2020, i costi livellati dell'energia, che sono essenzialmente legati al costo del materiale con cui realizzare gli impianti rinnovabili, i moduli fotovoltaici nello specifico in primis, ma anche diciamo, il costo dei grandi aerogeneratori, si è ridotto in maniera tale per cui il costo livellato dell'energia prodotta dai sistemi, da impianti rinnovabili, in primis fotovoltaico ed eolico a terra, hanno raggiunto un costo dell'elettricità così prodotta, livellato, che vuol dire tenendo conto dell'investimento iniziale, di gran lunga più basso di qualsiasi altra tipologia di impianto a gas naturale piuttosto che. E questa immagine, questa fotografia che ho scattato poco tempo fa, diciamo siamo al Tecnomat ex Bricoman di Genova, dove c'era un modulo fotovoltaico esposto da 400 watt, 380 watt IVATO a 89 euro. Un prezzo così basso che, come dire, se noi pensassimo di rinnovare la facciata di un edificio con dell'intonaco o appiccicando dei moduli fotovoltaici, ebbene costerebbe meno appiccicare dei moduli fotovoltaici piuttosto che andare a comprare dei sacchi di malta premiscelata. Ancora sui moduli fotovoltaici, quindi vi ho accennato al fatto, come dire, ma lo aveva già fatto Enrico Zani sui costi a kilowatt di picco installato, ma se volessimo anche pensare agli aspetti puramente energetici, cioè per esempio
quanto tempo deve passare affinché un modulo fotovoltaico, un impianto fotovoltaico ripaghi non tanto diciamo quanto è costato in soldi, ma in energia elettrica che è stata utilizzata in Cina per produrlo. Naturalmente ogni modulo fotovoltaico produce in funzione del soleggiamento disponibile, quindi in zone più soleggiate produrrà più energia elettrica. In ogni caso, quello che vedete da questa mappa, questo Energy Payback Time, è dell'ordine, in qualsiasi posto del globo, dell'ordine di meno di un anno e mezzo. Cioè in un anno e mezzo avrà prodotto tutta l'energia elettrica che, per esempio in Cina, sarà stata utilizzata per produrre il modulo medesimo. Naturalmente, come ci ricordava Zani, un impianto fotovoltaico ci aspettiamo che funzioni senza problemi 25-30 anni e abbiamo già prove in questo senso di impianti oramai installati quasi 20 anni fa. Questa è una cosa che assolutamente può accadere. La decarbonizzazione, ribadisco, non può farsi soltanto con le rinnovabili, perché deve passare attraverso un processo dove le emissioni vengono ridotte nei vari settori, nei settori industriali, nei settori dei trasporti, eccetera, eccetera. Quel che è assolutamente vero e sottolineava Zani, è che quello su cui diciamo quello che dovremmo fare e stiamo facendo, anche perché ne avremo la possibilità di farlo, è diciamo rendere tutto il paniere dell'energia a livello globale, a livello mondiale, assolutamente spostato verso un'elettrificazione di tutti i settori. L'elettrificazione dei trasporti, l'elettrificazione nella climatizzazione degli edifici. Non per niente sapete, diciamo così, sono state messe al bando nel 2040, consentitemi la semplificazione, le caldaie a gas. Utilizzeremo l'elettricità per produrre combustibili sintetici o combustibili alternativi come l'idrogeno, eccetera, eccetera. Quindi in questi due riquadri si vede come la quota parte in giallo sia oltremodo cresciuta rispetto a quello che è il riferimento della fotografia al 2020, diciamo la fotografia attuale. Vedete anche, forse potete notare anche che nella ricetta per rimanere al di là della questione dei modelli su cui ci ha spiegato bene il mio collega professor Rocca, al di là diciamo dell'affidabilità dei modelli di aumento di temperatura, comunque sia questo tipo di ricetta, così come tutte le altre, prevede una diminuzione complessiva dei consumi. Il riquadro 2020 è più grande del riquadro 2050. Nella ricetta c'è scritto che bisognerebbe anche consumare di meno. Arriviamo all'Italia, arriviamo al futuro prossimo, nello specifico quelli che sono gli obiettivi che l'Italia, come Stato membro dell'Unione Europea, ha preso con l'Unione Europea medesima per quanto riguarda gli accordi internazionali, tra cui l'accordo Fit for 55, che prevede una riduzione del 55% delle emissioni al 2030, riferite ad un riferimento che in questo caso è il 1990. In questi impegni che lo Stato italiano ha preso con l'Unione Europea c'è quello di avere al 2030 80 gigawatt di potenza elettrica rinnovabile. Da raggiungersi soprattutto diciamo una cinquantina di gigawatt su 80 con il fotovoltaico. L'Unione Europea, diciamo, fra virgolette, propone agli Stati membri, gli Stati nazionali poi a loro volta si rivalgono sulle amministrazioni, come dire, locali e sulle regioni. E anche di questo vi parlerò. L'Università di Genova che qui rappresento ha tutta una serie di edifici che sono degli assoluti colabrodi dal punto di vista energetico. Ne ha uno di cui possiamo andare tutti fieri, tutti nel senso come liguri. Abbiamo un edificio in Savona che è un edificio di energia zero, il quale ha diverse caratteristiche tecnologiche. Sicuramente ha un ottimo isolamento a cappotto, che è veramente la miglior spesa che si può fare per ridurre i consumi energetici negli edifici e le emissioni ad esse correlate, ma è anche un edificio che ha un tetto fotovoltaico che fa funzionare una pompa di calore. Poi la pompa di calore buon peso è addirittura una pompa di calore geotermica che estrae calore dal terreno, ma poteva anche essere una pompa di calore d'aria.
Questo edificio, su cui diciamo occorrerebbe parlare tantissimo, ma mi preme soffermarmi soltanto su un aspetto che è quello economico. È un edificio di 1000 metri quadri che costò 3,2 nel 2017, non 1000 anni fa, 3,2 milioni di euro, quindi 3.200 euro a metro quadro, tutto compreso fotovoltaico, sonde geotermiche, trivelazione, pompa di calore geotermica, eccetera, eccetera. Questo è un esempio dove addirittura anche nel pubblico, dove normalmente si spende di più che nel privato, è possibile fare dell'efficienza, dell'altissima efficienza a prezzi assolutamente ragionevoli di mercato. Poi al campus Savona abbiamo tante cose, si intravede l'edificio di cui vi dicevo nell'immagine in alto, ma abbiamo anche sistemi che noi studiamo anche grazie alla collaborazione delle persone che mi hanno preceduto, per esempio per la produzione di energia fotovoltaica a terra con sistema di inseguimento. Torniamo alla nostra regione e al potenziale inespresso. Qui dovrei lasciare la parola alla dottoressa Fabianelli, ma insomma, la Liguria in estrema sintesi è una regione che di sicuro è baciata dal sole, e non è una frase fatta, ci sono, come dire, fior di stime e di misure a questo riguardo. Peraltro è, come vedete in quel diagramma a barre, la regione ultima per quanto riguarda il fotovoltaico installato. E il fatto che ci surclassi di un pezzo un po' la sola provincia di Bolzano, dove ecco, possiamo bene immaginare che di sole ce ne sia significativamente meno in termini di soleggiamento in kilowattora metro quadro anno. Penso io tranquillamente che se la media in Liguria è 1400 kilowattora metro quadro anno, in provincia di Bolzano, se arriviamo a 1000, Piero, correggimi, è dir tanto. Quindi in realtà non c'è un vero motivo per cui si sia così indietro in Liguria. Oltretutto, lo Stato chiede di contribuire anche alla Regione Liguria al raggiungimento degli obiettivi europei, e quindi mal contato si aspetta e ci chiede lo Stato al 2030 di avere oltre 1090 per la precisione megawatt di fotovoltaico ed eolico. In generale di rinnovabili, però, intendo dire, occorre sgomberare il campo dal fatto che, per esempio, ahimè o per fortuna, tutti i corsi d'acqua che potevamo sfruttare in Liguria abbiamo iniziato a sfruttarli già dal 1890, e quindi corsi d'acqua non ne abbiamo più a disposizione. Quindi la Regione Liguria giustamente diciamo, si è posta, come dire, per tempo in quest'ottica, e ha redatto il piano energetico regionale per 2030. L'ha redatto IRE, per la precisione. IRE si è avvalsa di un gruppo di lavoro di cui faccio parte e che presiede l'Università di Genova. Cosa, diciamo, stabilisce questo, tra le tante cose, perché affronta il problema da molteplici punti di vista, ma per lo specifico del fotovoltaico, e non è un caso che qui le due figure fanno vedere del fotovoltaico sui tetti, stabilisce, ci sta scritto in questo PEAR 2030, che è un documento pubblico che è facile trovare su internet nella versione attuale, diciamo in fase di discussione pubblica, che il 18% dei tetti liguri, e con ciò sono stati processati 467.000 tetti, l'abbiamo fatto noi con i miei dottorandi alla facoltà di ingegneria, calcolata la superficie eccetera eccetera, scartati tutte le zone soggette a vincoli di ogni genere, centro storico eccetera 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 eccetera, altre zone soggette a vincoli. Bene, il 18% dei tetti potrebbe coprire il 45% del fabbisogno in energia, non in potenza, perché tra energia e potenza evidentemente poi c'è il gioco delle ore di funzionamento. Siamo a 2 gigawatt sul singolo gigawatt che il piano energetico che il PNIEC nazionale chiede alla Regione Liguria al 2030. Senza le Argone, giustamente. Ci sono delle diversissime modalità, nel senso, adesso qua stiamo parlando di disponibilità e fattibilità e di sostenibilità economica. Poi, che siano i privati, che siano, come dire, Duferco Energia, che va a proporre, come dire, dei consorzi a cui aderiscono i condomini e i condomini, why not? Anzi, accadrà assolutamente. C'è già, insomma, intendo dire, sono forme, come dire, che riguardano i sistemi di gestione dell'energia di tipo ESCO,
Probabilmente in sala c'è chi, diciamo, per quanto riguarda l'energia termica del proprio condominio, come dire, si appoggia ad una Desco che gli vende l'energia, gli ha detto ok, non ti dimenticati dell'impianto, tu mi paghi quanto ti dico io per l'energia che diciamo ti serve. Quindi ci sono sia le forme finanziarie che tecniche per fare questo tipo di cose. Mi avvio alla conclusione con quelle che, come dire, due piccole buone notizie, nel senso Mario ci ha ricordato quella che è l'emergenza climatica e il dramma dell'emergenza climatica. Mario ricordava, come dire, gli aspetti dell'innalzamento dei mari. Leggevo di recente un articolo della NASA che attribuisce al solo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia più 38 centimetri in mare. E già 38 centimetri se ne va via un bel pezzo di Bangladesh e anche magari un pezzo di Venezia dal punto di vista poi degli effetti a cui si aggiungo, o Giacarta, ma qua intendo dire centinaia di milioni di persone. Allora, quali sono le iniziative che possono essere messe in atto? Sono molteplici di molteplice livello. Gli strumenti ci sono, le tecnologie ci sono, i costi sono favorevoli, le conoscenze e le competenze ci sono. Una cosa che può venire utile, ritengo e riteniamo, parlando al plurale come università, che la città di Genova diventi una delle 10 in Europa che mette a disposizione dei suoi cittadini un catasto solare dove, una mappa, come dire, pubblica, dove con risoluzione 50 centimetri, quindi come dire, si può discernere con mignolo sì, con mignolo no, è possibile stimare per ogni tetto il soleggiamento disponibile. Questa mappa è fatta calcolando tutte le ombre che ogni falda di tetto riceve dalle falde di tetto circostanti dal Monte Fasce piuttosto che dal Forte Diamante. Un lavoro abnorme, fino adesso l'abbiamo fatto io e i miei ragazzi, scusatemi se parlo di me, ma non fosse peraltro sono le cose che conosco meglio, in maniera assolutamente gratuita, l'abbiamo fatto per tutto il quartiere di San Fruttuoso, dal Baro e Borgorati, l'abbiamo proposto al comune di Genova, gli ho proposto pagami almeno il tempo che i miei ragazzi passano, diciamo così, per fare queste simulazioni e auspicabilmente arriveremo a una quadra, oppure comunque se non lo farò per la gloria mi ricorderete per questo, mi affiancherete la mia statua a quella di Cavour. Ebbene, questo consentirà evidentemente a chiunque lo voglia fare, sia un'impresa, sia un privato, di dire ok, benissimo, ok, caspita, questa è casa mia, questo soleggiamento potrò produrre tutta energia, questa la vendo, questa faccio una comunità energetica, eccetera, eccetera. Infine concludo con una cosa che un'immagine, una slide che utilizzo spesso, molto spesso. C'è di bello che la utilizzo tutte le volte con un'immagine che è scattata oggi. In particolare il diagramma, quello giallo e verde, è la fotografia di oggi, ora 1:30, 1:30 p.m. dello stato del South Australia. Al netto delle diverse considerazioni che possono essere fatte, il South Australia è una nazione, come dire, si trova a una certa latitudine, è meglio esposta al sole dell'Italia, eccetera, 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 evidentemente. South Australia ha una serie di caratteristiche interessanti che riguardano specifiche scelte, come dire, passatemi, politiche fatte. È un enorme scatolone di sabbia, come dire, come si diceva una volta della Libia, per quelli un pochettino più, come dire, che hanno memoria più lontana. Eppure questo Stato ha deciso tutto il fotovoltaico di metterlo, tutto no, l'80% del fotovoltaico metterlo sui tetti. Eppure hanno distese di sabbia dove non c'è nessun problema a installare dei moduli fotovoltaici a terra, che tanto i canguri, i wallabies e i bilbi possono girarci intorno tranquillamente. Dell'Australia ne conosco un po' perché sono stato 7 volte visiting professor a Sydney e ho abitato in Australia, quindi le storie dell'Australia un po' le conosco anche. Eppure, diciamo, è stato deciso di puntare significativamente sul solare sui tetti. Nello specifico della figura, questa in giallo e in verde, ci sono ogni picco corrisponde a un giorno, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni, e questo è oggi. E questo è oggi. Oggi 1:03. Oggi loro, 1:30 loro evidentemente,
Quindi adesso è notte, ma le 1:30, quando erano le 1:30, poche ore fa, loro stavano producendo l'84% di tutta l'elettricità del South Australia da solar rooftop, cioè da fotovoltaico sui tetti. 500.000 piccoli impianti che tutti quanti funzionano e c'è un gestore del sistema elettrico che li controlla. Gestore del sistema elettrico che controlla anche il fatto che di notte fanno andare l'eolico. Quando l'eolico sparisce per far spazio al sole, non è che è mancato il vento. Il gestore del sistema elettrico nazionale al momento non riesce a vettoriare tutta l'energia elettrica dall'eolico agli stati confinanti o a produrre idrogeno perché non ha ancora tutti gli elettrolizzatori necessari e quindi, fra virgolette, è portato a spegnere. In realtà sotto questa baseline ci sono le esportazioni, però potrebbe esportare molto di più verso Perth piuttosto che Melbourne, piuttosto che Sydney. Quindi questa cosa qua mi piace raccontarla un po' perché, come dire, perché è una buona notizia dal mondo, ma è la prova provata che si può fare della generazione diffusa, che le reti, anche significativamente grandi, le reti elettriche, stanno in piedi anche se non hanno degli enormi alternatori che forniscono l'inerzia e mantengono la frequenza. Qui tutta la frequenza di rete è tenuta su da 500.000 inverter che sono comandati da un supercomputer. Quindi magari non arriveremo domani a questo tipo di situazione, però questo è oggi, assolutamente oggi, e da un punto di vista tecnologico, delle conoscenze e anche, diciamo, dei costi associati, questa è una soluzione assolutamente a portata di mano. Tenete presente che l'Australia ha il carbone per dispetto, poteva andare per i prossimi 500 anni con centrali a carbone, per i prossimi 500 anni. Hanno deciso di fare questa strada. Aperta e chiusa parentesi, poi magari continuano a vendere il carbone ai cinesi, però diciamo che hanno deciso comunque sia di guardare avanti nella direzione che gli consentirà di essere nazione leader nel campo dell'energia per i prossimi, finché non si spegne il sole. Ecco. Bene, direi che vi ringrazio, le conclusioni ricalcano quello che ho detto. No, era questo fatto c'è questa diatriba di quanto appunto il fotovoltaico diffuso sia in qualche modo meno efficiente del fotovoltaico di tipo industriale. A terra. La risposta è no. La risposta è no, perché, come dire, intanto del fotovoltaico diffuso tipicamente la corrente fa 10-20 metri per essere consumata. Punto numero uno, come dire, il fatto che la linea di trasmissione abbia distanze infinitamente più basse e quindi dal punto di vista dell'efficienza complessiva, per esempio dell'inverter, anche adesso, come dire, quando ho iniziato a raccontare delle cose ai miei studenti nel 2006 di energie rinnovabili, gli parlavo degli inverter di micro, media, piccola e grande tagli. Dicevo, un grande inverter ha un'efficienza al 95%. Ma adesso uno vede, ci sono dei micro inverter da singolo modulo che hanno efficienza 96. Quindi no, no, no. Ci siamo tutti e adesso c'è la Barbara Filippo Spanola, conclude e poi domande per tutti. Te ne vai? No, adesso prendi le slide, torna indietro per la cosa del Dai, facciamo vieni, vieni. È acceso.
Buonasera. Dopo 3 eccellenti relazioni, tocca a me affrontare i problemi teorici da un certo punto di vista, dall'altro fare i conti con la realtà territoriale su un argomento che non è molto amato in questo periodo storico. Era amato 2500 anni fa. Gli urbanisti venivano considerati molto importanti e gli offrivano addirittura la casa e onori a non più finire. Le cose si sono rovesciate. L'urbanistica dal dopoguerra fino adesso si è completamente ribaltata. Le amministrazioni pubbliche dell'urbanistica dicono è un impedimento. Allora, entriamo subito nel nostro argomento. Qui vedete le 3 relazioni che avete ascoltato. Sono importantissime perché sono la sostanza teorica, ma anche pratica, del lavoro che abbiamo fatto insieme. Perché non vieni qui? No. Sì. Scusi, tutti prendi la sedia, metti di là. Lo si mette qui, lo stesso. Lo stesso. Abbiamo fatto insieme il lavoro, abbiamo litigato come è naturale, no? Però siamo arrivati a qualche risultato. Verso l'ecopiano urbanistico, paesaggistico, energetico a scala globale e locale. Cosa vuol dire? Se pensiamo in termini di pianeta, è un po' troppo astratto, anche se mira diciamo così, a quell'obiettivo. Andiamo avanti? Ecco, qui vedete una copertina del nostro lavoro e tutti i contributi di cui non solo io mi sono avvalso, ma che mi è stato offerto con grande generosità. Pier Enrico Zani, lavoriamo giorno e notte assieme. La europarlamentare Beghin ci ha consentito di fare una ricerca europea con un piccolissimo finanziamento, proprio piccolo, però è stato molto utile per fare questa ricerca. Il professor Luigi Gambarotto, che conoscete, che è un accademico, è un illustre professore di ingegneria, ci ha seguito per tutte le fasi di verifica delle strutture dal punto di vista statico, dal punto di vista della, diciamo così, della forza delle pressioni del vento oppure di altri elementi, la pioggia, il sole sulle strutture. E poi il tema principale che abbiamo affrontato parte da questo principio. Io, per esempio, personalmente sono contro a ettari di terreno coperti a terra. Perché coprire coi pannelli la terra vuol soffocare il suolo, vuol dire distruggere l'agricoltura o le possibilità future di agricoltura. Allora noi ci siamo posti questo problema. Perché non alziamo i pannelli a una certa altezza, in verticale, in modo che il suolo sia ancora utilizzabile in diverse forme e in diverso modo, ma comunque sempre utilizzabile? E perché non mettiamo insieme l'energia, l'urbanistica, la botanica e la scienza delle costruzioni? E gli studiosi come Fossa dell'insolazione, del rilievo importantissimo dell'insolazione che c'è nella nostra regione, nei nostri comuni o nelle singole aree dove noi potremmo intervenire, come quella della Valle Puccia, insomma, dell'Istituto di Scienze. Avanti. Ma qui lo riassumo in un punto. Siamo arrivati a un punto storico in cui la regione, per le sue potestà
legislative che gli sono attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, noi chiediamo, in astratto se volete, che sia avvenuto il momento storico di rivedere la legge urbanistica, di rivedere il decreto ministeriale 2468 degli standard minimi, anche se è ministeriale, la regione può intervenire se rispetta i minimi standard, e creare questo rapporto urbanistica-energia, ma integrato a livello territoriale, integrato per tutti quegli edifici che il professor Cos dice sono tutti, dal punto di vista solare, sono fortemente utilizzabili. E adesso introduco un altro argomento molto difficile. I pannelli fotovoltaici, sia ben chiaro, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, non possono essere messi dappertutto. Bisogna scegliere le aree che possono e con grande efficacia essere importanti per la società. Altre aree devono essere salvaguardate. Vediamo, andiamo avanti. Su questo si potrebbe discutere a lungo, ma il senso è questo. Allora, vi faccio vedere questa carta fatta dalla soprintendenza, però dalla Regione Liguria. Ricordo solo che le competenze della Regione sono nel campo del piano territoriale regionale e nel campo del piano paesaggistico regionale. Questi due strumenti urbanistici importantissimi, in 20 anni non sono stati mai conclusi. Sono stati spesi miliardi a non più finire, e adesso vi faccio vedere. Queste sono le tavole prese dal sito della Regione Liguria. Questi sono i vincoli della soprintendenza. Ma se io questi vincoli non li rapporto alla realtà territoriale, cioè se queste carte non le metto, non faccio una sintesi delle carte, cioè sia come rilievo dello stato di fatto, che è importantissimo, che non c'è, rilievo del sottosuolo, degli inquinamenti. Adesso vediamoli. Vedete, le aree boschive, bellissimo, ma come si rapporta in un unico disegno e le compatibilità tra tutte queste ricerche? Succede forse come è successo nel Parco dei Forti di Genova, che abbiamo degli insediamenti incompatibili col parco? Oppure altri insediamenti della città dove sono stati messi edifici nuovi in aree che il piano regolatore prevedeva che fosse in un altro modo? Oppure lo Sky Metro, tanto per essere molto chiari, che ha i piloni nel letto del fiume, ha un senso? No, lo dico a me stesso, non voglio. Adesso procediamo. Io vorrei dire questo, le mie idee sono molto chiare, eccetera, ma sono anche convinto che la collaborazione scientifica deve essere al di là delle proprie ideologie e del momento storico in cui, anche dal punto di vista amministrativo, non importa quale amministrazione, perché è il popolo che le elegge, ma che devono mettersi in testa gli amministratori di avere dei comitati scientifici e l'università come punto di riferimento principale. E l'università, a parte alcuni casi, Fossa, non fa queste cose. Mi volete dire, oltre Fossa e qualcun altro e Rocca, che si occupa di questi problemi a scala territoriale? Bene, andiamo avanti. Avanti. No, aspetta. Faccio vedere solo per far capire l'importanza di questi temi. La biodiversità della regione. E poi la diversità si fa in questo modo? Io ho qualche dubbio. E poi queste carte corrispondono alla mappa generale della Liguria. Noi abbiamo una grande possibilità in Liguria, che c'è Google Earth, che può essere applicato su tutta la regione Liguria. E si potrebbe fare uno stato di fatto, il rilievo dello stato di fatto in 3D,
come ha detto Fossa. Ecco, e questo in 20 anni non hanno fatto nulla, o perlomeno non sono riusciti a rispettare il codice dei beni culturali che prevede il piano paesaggistico integrato col piano territoriale. E questa è una cosa che coloro che si occuperanno della regione, che saranno eletti, noi proporremo con forza di dedicarsi un po' di più all'interesse collettivo, perché la differenza tra gli architetti Archistana e gli architetti urbanisti è una differenza sostanziale. Gli uni si occupano di se stessi e di fare anche un sacco di soldi. Gli urbanisti sono come il viandante di Nietzsche, no? che guarda la sua ombra. Il viandante di Nietzsche che guarda la sua ombra. Ecco, io mi ritengo di appartenere a questo, cioè di camminare sul territorio, di vedere la realtà. E allora, biodiversità della Liguria. Non entriamo nel merito, ma il concetto è: se tutte queste tavole, ammesso che siano vere, le riusciamo a rendere compatibili, e con gli strumenti che abbiamo, anche cartografici, è possibilissimo farlo, e poi avere questa realtà. L'insolazione di cui parlava Fossa è importantissima, ma c'è anche un'altra cosa importante, che tutte queste cose qui sono dei vincoli. Perché se io ho un inquinamento di un'area, dell'aria o del sottosuolo o delle acque, quelli sono degli obiettivi principali da affrontare. E l'energia, vediamo come può intervenire su questi effetti. Andiamo avanti. La rete ecologica della Liguria, no? Tutti i corsi d'acqua. La qualità dell'aria. Ma vi sembra che questa carta qui sia una carta espressiva? Professore Fossa? Ma certo che è un ottimo strumento, però non è stato fatto la compatibilità. Io provengo da una scuola urbanistica astinghiana, dove la prima cosa che si doveva fare in un territorio, prima il rilievo della realtà, con le loro contraddizioni. Rilievo dell'aria, del suolo e del sottosuolo. E questo scientificamente è una cosa molto importante, avere il rilievo esatto del sottosuolo. E non una volta ogni tanto, ma continuare nel tempo a, come posso dire, a tenere aggiornati tutti i dati, perché la realtà si muove continuamente. Abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Andiamo avanti? Questo, per esempio, è il piano di assetto idrogeologico. Io sono molto amica, ho lavorato anche con Renzo Rosso, che è un luminare idraulico, premio Darcy, quasi premio Nobel degli idraulici, tanto per intenderci. E vi assicuro che, secondo il suo punto di vista, queste carte sono poco espressive e poco utili, perché se le mettiamo tutte insieme in questo modo si sovrappongono e non si capisce più nulla. Quindi la compatibilità non è solo un problema catastale o cartografico, ma è un problema di concetti. Andiamo avanti. Ecco, qui entriamo nel nostro lavoro. Noi qui è il PUC di Genova, abbiamo preso come base il PUC di Genova. Abbiamo individuato 5 aree, altre potevamo individuarle. Per esempio l'edificio dell'Ilva, sono 1200 metri per 200 metri, è esposto molto bene, credo che sia nella tua carta, non c'è? Va bene, voi pensate che l'Ilva, se fosse collegato a un risanamento sociale e qualitativo dell'industria. Io dico subito che con Zani siamo convinti che è l'industria che bisogna sviluppare e che fare in modo che l'industria sia sostenibile da tutti i punti di vista, sia del lavoro, dei diritti e sia degli aspetti di salute e di sicurezza.
Queste sono le 5 aree che abbiamo esaminato a fondo. Ne abbiamo prese delle altre, ma io vi faccio vedere questi 5 esempi. Questa è la leggenda del PUC di Genova. È da discutere, da esaminare a fondo. Le modifiche da fare sono parecchie, perché se la legge urbanistica regionale viene cambiata, e cambiata secondo, diciamo così, le nuove visioni scientifiche, dei cambiamenti radicali sono estremamente possibili e devono essere fatti. Insomma, integrare l'energia con l'urbanistica vuol dire integrare l'energia a servizio dei cittadini, perché l'urbanistica nel suo insieme, come era nell'antica Grecia, riguarda tutti i cittadini. E i cittadini devono essere rappresentati a livello istituzionale con, per esempio, è stato proposto il Consiglio regionale popolare, che riprende un concetto che è stato sviluppato e approfondito nel centro. Avanti. Queste sono le CER, e qui poi lascio un minuto a Pierre. Le CER, in ipotesi di CER, che poi possono anche cambiare, hanno solo un vincolo, che devono essere vicine alle cabine elettriche. Vuoi dire una parola su questo? Abbiamo scelto 4 situazioni genovesi dove poter installare qualche megawatt di pergole. Uno è l'istituto, ad esempio l'istituto più in basso a sinistra, che può poi distribuire energia ai vari istituti universitari. Poi ci siamo visto il Lagaccio, la Certosa, poi qual è quell'altro? In basso? Le riparazioni. Le riparazioni navali, che mi piace. Poi lo vedrai. Vediamo. Anche vai avanti. Sì, certo. Ecco, qui non entriamo nella storia del Lagaccio, diciamo però solo un concetto, che i 2 edifici del proiettificio e della polveriera sono edifici storici di grande valore patrimoniale, quindi dovrebbero essere vincolati. Quello che hanno di brutto sono abbandonati e sono diventati un magazzino di... Noi proponiamo che il tetto di questi edifici diventi una pergola solare, quindi accessibile, un giardino per il quartiere e della CER. Andiamo avanti. Sì. Tu sei troppo attaccato. E poi sì, la pratica, se non ha una teoria forte, caro mio, te la sogni. Allora, andiamo avanti. Questi sono, capite, sono i nostri... allora, ma l'architettura militare, lo stile architettonico, i materiali della costruzione, la disposizione urbana, la funzione storica, noi vorremmo applicare il concetto del restauro, perché sono opere importanti che devono essere salvaguardate e quindi devono essere mantenute. Sul tetto, invece, che è molto squallido, pensiamo di mettere una pergola, adesso lo vedremo. Questi prendeteli come schemi di approccio, non sono dei veri progetti calcolati al millimetro, perché non abbiamo fatto tanto di quel lavoro, tutto, diciamo così, ce lo siamo pagatino, no? Ecco, per dire come stanno le cose. Questa è la planimetria dei 2 edifici, del proiettificio. Naturalmente vedrete che per affrontare i problemi reali bisogna avere poi degli strumenti, non solo scientifici ma anche tecnici, che ci consentano delle luci molto forti. Qui per esempio abbiamo una luce di quasi 35-40 metri. Quindi 35-40 metri. Io non posso mettere un pilastro su un edificio antico. Devo assolutamente salvaguardare la struttura storica, no? Però non lasciandola marcire come sta avvenendo adesso, ma dandogli un altro futuro. Andiamo avanti? Questo, vedete? Il concetto è, tieni un attimo, vedete questo mio pugno? Questi sono gli edifici esistenti.
noi lavoriamo sull'esistente, non sulle aree future, perché noi abbiamo una realtà che dobbiamo partire dall'esistente. E allora, se questo è l'edificio esistente, noi facciamo come un campo dell'esistente senza toccarne nella struttura. Questo è il concetto generale. E lo scontro è dobbiamo avere gli strumenti per affrontare questi temi complessi, perché ogni luogo ha una particolarità e per arrivare a delle soluzioni, diciamo, modulari che possono essere utilizzate, che possono essere, diciamo così, convenienti anche dal punto di vista economico per l'impresa che le costruisce, bisogna fare un grosso sforzo dalla realtà, diciamo così, alla teoria, dalla teoria alla realtà. Avanti. Ecco, questo tanto per dare un'idea molto di massima, è una pergola, ci mancano tutte le piante, eccetera, però rispettiamo il tetto esistente, così com'è. E anche, vedete, quelle strutture a capannuccia per intenderci, con l'occhio, una finestra a occhio, sono i lucernai che illuminano sotto il proiettificio e la polveriera. Quindi questo significa che noi quelli non solo li dobbiamo lasciare, ma li dobbiamo restaurare e mettere a posto. Avanti. Adesso affrontiamo il lavoro che abbiamo fatto da molti anni, del 2021-22 più o meno, per dare l'idea, e insieme al comitato di Certosa abbiamo previsto il recupero di questi edifici industriali che sono di valore patrimoniale. È un'industria che va conservata, che va restaurata e utilizzata con funzioni compatibili con quella struttura. Adesso vi faccio vedere, vedete qui, scusa, vai un attimo dietro. Ecco, ci sono dei no, dietro, lì, ecco. Vedete quello a shed, dove ci sono le righe, questo qui? Fai vedere là, per cortesia. Quella shed, dai. Ecco, sì, ecco. Questo è un edificio bellissimo. La luce che c'è dentro, siccome gli shed sono tutti orientati verso nord, cioè viceversa, noi qui poi ci mettiamo i pannelli semplici, cioè come posso dire, la falda a sud ci mettiamo dei pannelli, senza tante altre cose. In altri casi facciamo il lavoro del calco, là dove è necessario, quando la funzione diventa importante. Per esempio, la funzione qui che veniva richiesto dai comitati di base era quello di mettere un liceo, prima che il comune giustamente adesso fa un concorso per il liceo di Certosa. Noi parteciperemo come gruppo a questo concorso, però io vorrei dirlo molto chiaro, a condizione che il concorso venga fatto secondo le regole del codice degli appalti europei. Perché se non viene fatto in questo modo, io ve lo dico con molta franchezza, io rinuncio a partecipare, almeno io. Poi lui, cosa dici? Non dici niente. Andiamo avanti. Ecco, qui come vedete abbiamo fatto un pezzo di città, perché gli scienziati, Mario, Marco e loro, o diciamo così, i fisici che lavorano con le imprese e le industrie, ecco, io non dico che si debba realizzare tutto assieme questo, ma è uno schema spaziale che ci consente di dire sì, no, di ragionare con gli abitanti. Qui abbiamo messo un asilo, qui abbiamo messo il liceo in questo modo, qui abbiamo messo del verde, abbiamo fatto una barriera per la ferrovia che c'è dietro, che è un problema immenso, e anche il fronte sul Polcevera diventa come posso dire, diventa un'opportunità molto forte. Ma se questo è sentito dagli abitanti, anche da noi siamo, come posso dire,
pensiamo di fare una cosa utile alla collettività, come ci siamo messi insieme con questo scopo. Avanti. Questi erano i primi studi sulla zona del... ce n'è una molto forte con degli edifici alti e uno invece tenuto basso perché i pannelli, i grattacieli, secondo me l'ha fatti togliere, no? Non diciamo così. Comunque creano ombre da altre parti perché se vogliamo utilizzare bene le superfici dei tetti, non devono avere ombre sopra. Al massimo al nord possiamo mettere qualcosa più alto. Andiamo avanti. Questa è la versione vista dalla ferrovia. Avanti. Questa è vista dal fiume. C'è tutta una modalità. Questa è un'immagine di una strada interna, di una piazzetta interna. Avanti. Qui facciamo vedere un altro esperimento che ahimè è andato molto male. Insieme al comitato di Via Vecchia abbiamo cercato di recuperare la rimessa storica della MT, quella che era della MT, perché anche qui possibile che non si renda conto che l'industria ha un valore storico fondamentale. L'architettura dell'industria è dove la gente ci lavora e lo sforzo che la cultura occidentale ha fatto per rendere gli ambienti più piacevoli e anche più economicamente produttivi è stato uno sforzo enorme. E poi la qualità la scienza, noi la vediamo quando diventa una trave, quando diventa un tetto, quando diventa una struttura. Andiamo avanti. Ecco, questo è un rilievo che non c'era. L'abbiamo fatto noi. Anzi, per la verità l'ho fatto con quel signore laggiù, Giordano, Stefano Giordano, e che mentre lui parlava con i capi di lì, io facevo rilievo di tutto. Adesso scusate, cose un po' da bambini queste, no? Però vuol dire una cosa, che la pensiamo in modo diverso. Per me questo è un capolavoro di architettura. Siamo andati all'archivio Ansaldo e abbiamo visto come erano i prospetti dell'epoca. E perché non ricostruirlo? Poi io lo sapete, il Ducale mi è stato accusato di aver fatto delle cose in contrasto, ma sarà capito fra 50 anni, 100 forse, non lo so, no? È una battuta, questa. Non ha riso nessuno, hai visto? Andiamo avanti. Ecco, guardate questo interno. Allora, sulla sinistra sono che possiamo dire, le strutture che secondo Le Corbusier avevano consentito all'architettura moderna di fare le finestre a nastro. Lo vedete che la finestra a nastro, se io ho una muratura, non posso fare la finestra a nastro. Devo per forza segmentarla. Ebbene, questo Le Corbusier l'ha tratto proprio dall'industria, proprio dall'architettura, diciamo così, del lavoro. E poi a destra, vedete, queste volte, bene, in questa volta sapete cosa c'era? Le stalle dei cavalli, quando all'inizio del secolo, 2006 più o meno è stato costruito questo, c'erano i cavalli che portavano le carrozze. Cioè il servizio pubblico coi cavalli, erano le stalle dei cavalli. E allora noi dovremmo demolire tutto questo? Comunque non c'è niente da fare, hanno deciso di demolirlo. Io il giorno che lo demolisco vado là e mi faccio demolire. Scusate, avanti. Questa volta la risposta sì. Va bene. Questa è la soluzione di recupero, cioè ricostruire le poulenceaux e i tetti sono tutti di pannelli fotovoltaici, via. Adesso faccio vedere alcuni casi molto velocemente. Qui abbiamo cercato di affrontare il problema molto concreto dei parcheggi esistenti. Allora, un parcheggio esistente, sapete, 6 metri, 5 metri, gli stalli. E è possibile trasformare i parcheggi che esistono in parcheggi ecologici con la pergola? Noi pensiamo di sì.
mettiamo una pergola, le macchine vanno sotto la pergola perché va benissimo, ci dovrebbe essere, che faremo poi vedere, le piante appese o comunque delle siepi, come in questo caso, che tra una macchina e l'altra c'è una siepe che la divide, e andiamo avanti. Questo è un esempio. Vedete qui che la trave portante è sotto i pannelli, e i pannelli, ci sono dei grossi problemi da affrontare, li affronteremo poi. È possibile, abbiamo fatto in modo che è possibile affrontare questi problemi quando saremo di fronte ai casi specifici e concreti. Via. Ecco, vedete, per esempio, c'è un percorso pedonale che collega la città al parcheggio oppure all'insediamento in cui ci si trova, in modo da dare rispetto al pedone, rispetto alle macchine. Diciamo così, sarebbe bene che le macchine, come dice Fossa, fossero tutte elettriche, e allora avremo veramente un parcheggio, un ecoparcheggio. Avanti. Adesso qui è un tema che qualcuno conosce molto bene qui in questa sala e che ho voluto portare perché affronta un altro tema difficilissimo. A Genova, che il porto di Genova è attaccato alla città e di qui non si sfugge. Le riparazioni navali attaccate alla città sono pericolose, sono inquinanti. C'è persino un'industria dello zinco, c'è persino eccetera eccetera. Ma vediamo l'aspetto, diciamo così, culturale importante. Vogliamo che il lavoro rimanga a Genova? E certo, il lavoro, intendo dire il lavoro industriale, che rimanga a Genova e che il lavoro venga migliorato dal punto di vista della qualità, dello spazio, della sicurezza, del lavoro, eccetera, eccetera. E che questi edifici non inquinino la città, là dove c'è un ospedale come quello del Galliera, oppure chi ci abita. Io non vi porto le tavole dell'inquinamento con tutti i valori, perché non abbiamo tempo adesso di spiegarlo, però questo è un tema molto grosso. Mantenere il lavoro a Genova e dall'altra parte che non sia inquinante. E il ragionamento è molto semplice, basta vedere cosa hanno fatto gli altri. Rotterdam, Porto di Rotterdam, Amsterdam e altre parti del mondo, le navi da 500 metri sono coperte da hangar di 500 metri, alti circa dai 70 agli 80 metri. E noi abbiamo fatto questo. Tutti i bacini del porto con dimensioni diverse, per esempio questo manteniamo, diciamo così, i bacini, quelli che lavorano a barche fino a 28 metri, tanto per dare un'idea. È possibile tenerli, coprirli bene e avere gli effetti che vogliamo ottenere, no? Che non inquinino la città e che non inquinino coloro che lavorano dentro la fabbrica. Io ho visto degli aspiratori incredibili, insomma ci sono delle tecniche notevoli. Vedete laggiù in fondo sono le riparazioni navali portate fuori. E come il concetto sarebbe questo, che già Stengo l'aveva individuato nel 64. Pensate, c'era il sindaco Pertusio e noi eravamo dei giovani che partecipavamo, eravamo molti architetti che abbiamo collaborato a questa avventura. Poi è andata a finire male, perché Pertusio era una persona ottima, Pedulà era un po' diverso e quindi l'hanno cacciato via. Ecco, vedete? Questo vuol dire che la nuova diga, per esempio, può avere una piattaforma che, diciamo così, supera i problemi della profondità dei fondali e può dare dei grossi risultati. Io non vedo altra soluzione per il porto di Genova, se vogliamo che non inquini e dall'altra parte che si sviluppi, quello di avere una tecnologia molto ma molto avanzata. E fare un'isola, per esempio la Stego nel 64 aveva previsto un'isola su cui metteva l'aeroporto di Genova, naturalmente con tutte le connessioni eccetera. Forse non era il tempo maturo, queste cose qui avevano portato architetti di tutto il mondo
Genova non ha recepito questo. Ecco, però è rimasta la cultura urbanistica di quel tipo, che affronta temi grossi. La città di Genova, vogliamo che aumenti la sua attività produttiva, e se vogliamo che aumenti in maniera sostenibile, per forza non possiamo attaccare la città, il porto alla città. Dobbiamo prendere il mare, utilizzare il mare. Avanti. Adesso entriamo nel Dipartimento di Scienze di cui ha parlato Mario, e ha parlato Zani e anche Fossa. Questa è una veduta aerea. Abbiamo chiamato Zigora l'edificio dell'Istituto di Scienza, che comprende il Dipartimento di Matematica, il Dipartimento di Chimica, i Dipartimenti di Informatica e di... sì, esatto, benissimo. Gli altri edifici, scusa un attimo, dietro. Gli altri edifici sono edifici sportivi. La palestra è quell'edificio rettangolare, e quelle coperture provvisorie sono campi sportivi. C'è anche un campo sportivo scoperto. Ecco, noi abbiamo mantenuto al millimetro tutte queste strutture e utilizzando il principio del calcolo. Andiamo avanti. Avanti. Ecco, vedete, tutte queste planimetrie, non entro nei particolari, e servono per definire un possibile progetto energetico, architettonico e urbanistico che tenga conto della realtà, non solo della realtà fisica, ma della realtà progettuale. L'università qui ha un progetto di mettere delle cose molto belle, che sono le arrampicate sportive, no? Con delle travi reticolari all'interno, eccetera. E noi abbiamo modificato il nostro progetto per fare in modo che sia possibile risolvere anche il problema che c'è un altro progetto che non deve essere in conflitto con il recupero dell'energia di altre cose. Ecco, vedete, tra l'altro è un'area molto boscata, tutta rispettata, e quindi è un'occasione non da poco. Poi ci sono le cose che hanno detto, cioè il problema dei costi del consumo energetico, che non è uno scherzo. Ecco, e qui adesso questo è un piano volumetrico, tanto per dare un'idea anche in bianco e nero. Avanti. Questo, vedete, era un vincolo, questa strada rossa, che non è una strada, era un vincolo che bisognava rispettare, e adesso sembra non più, bisognava rispettare perché non si poteva mettere nessun pilastro su quell'area. E noi abbiamo fatto in modo di conservare questo, diciamo, sottosuolo, che avremmo potuto creare un'incompatibilità. E vi assicuro che il lavoro di rendere compatibile un progetto che ha uno schema, quando fai i conti con la realtà, bisogna avere il coraggio di modificare, di discutere, eccetera. Questo l'abbiamo fatto praticamente in astratto, no? Perché abbiamo fatto un modello nostro. Se poi diventerà una cosa reale, l'abbiamo anche presentato al rettore magnifico, no? Delfino, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Qui ci sono le diverse soluzioni. Questo è l'edificio. Io so che i professori che abitano questo edificio non lo amano molto, questo edificio. Professor Mario Rocca, voi non lo amate molto questo edificio. Ecco, io sostengo il contrario. Scusate, perché questo edificio ha una sua caratteristica, rappresenta una cultura. Io posso anche non condividere a livello personale, ma come restauratore, per me è un'opera storica. E il lavoro di Badano e Calza va conservato. E guardate che noi, come vedete, non abbiamo modificato il volume di una virgola. Abbiamo solo messo dei pannelli là dove si possono mettere, sull'alto, no? E sulle... Ecco, vedete un po'? Quello è l'edificio che rimane tale quale, però c'è la pergola sopra l'edificio. In alto
c'è la palestra con un tetto giardino e poi i campi, diciamo, da tennis e campi sportivi e la mensa che diventa, per noi faranno la mensa, ma noi abbiamo proposto di inserire un'aula che sia non solo mensa, ma che sia anche luogo di incontro degli studenti e dei professori, perché questo è molto importante. Andiamo avanti. Ecco, vedete tutti i fronti, questo è ecco, poi l'orientamento di questo edificio è di sbieco, non è proprio, non ha un orientamento fisso. Avanti, avanti. Avanti. Qui vedete bene gli edifici industriali. Avanti. È il nord, sì, certo. Vedete? Questa è la proposta che abbiamo fatto noi, molto, molto complessa. Mica una cosa da poco. Avanti. Qui è vista da un'altra angolazione. E questo senza toccare l'esistente, perché se la palestra mi dicono che i solai non reggono nulla e che hanno dei problemi del tetto, io devo fare una struttura che sia autoportante e in questo modo mettiamo i pannelli. Ecco. E questa qui è il lato, diciamo così, dell'aula della mensa, vicino alla mensa. Chi esce dalla mensa vede quest'aula. Visibile può essere non un campo da tennis, può essere una balera, può essere mille altre cose. Adesso mi scuserete, ma tocchiamo un argomento molto tecnico. È possibile oggi riprendere gli ordini classici, il toscano, il dorico, il corinzio, eccetera, in una chiave completamente nuova di edifici energetici dove l'integrazione tra l'architettura e l'urbanistica. Qui abbiamo una planimetria, è una delle possibilità. Vogliamo un giardino molto forte e vogliamo anche i pannelli solari. In questo modo si ragiona, certo, città. Ecco, andiamo avanti. Ecco, qui vedete le strutture che sono quasi tutte definite e controllate anche dai nostri consulenti come il professore Andrea Del Grosso, che ci farà la consulenza e ce l'ha già fatta su ognuna di queste strutture, che continuerà poi anche il professore Gambarotta, ma in questo momento è molto impegnato in attività, diciamo così, universitarie. Ecco, vedete qui le travi doppie, semplici, cioè, ma abbiamo studiato tutte le possibilità. Sì. Beh, vabbè. Arriviamo adesso. Un momento. Questi sono gli ordini, lo so che non te ne frega niente te degli ordini di Palladio o degli ordini certo. E lì ci sono i pannelli inclinati e i pannelli di 100, 130, 140, 150, quello che si vorrà. Ecco, qui vedete le ombre, abbiamo già discusso, quella di prima. Qui l'altra cosa importante è che questo tipo di struttura non è che l'applichiamo solo a un piano, ma può essere applicata a 2 piani, a 3 piani o a più piani. Dipende dalla situazione reale. Noi ci siamo costruiti degli strumenti con i quali, diciamo così, poter affrontare tutte le problematiche della realtà, ma con una visione, quello che si chiama la prefabbricazione, non è proprio prefabbricazione questa, è un altro concetto, no? Però vuol dire creare una modulistica, in modo che diventi facile poi per le imprese a renderle economiche e a fare delle attuazioni. E finiamo con questa città planetaria del futuro, con questo concetto che le città teoriche del passato erano tutte di testa,
Qualcuno aveva anche riferimenti alla realtà, ma si partiva dalla mente in termini platonici. Noi facciamo il procedimento opposto, che la città del futuro è una città ideale, ma costruita con l'esperienza che facciamo della realtà che esiste, così com'è, con tutte le sue... Ho finito. Ferro, certo. Gialle? E lo so, capisco. Certo, io ho usato le strutture... Ma no, per favore, dai, quelli sono gli architetti. Io vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola Grazie a Giovanni, grazie per l'entusiasmo che ci metti sempre, che vedo che non diminuisce. Lascio la parola, non so se c'è ancora il signore che voleva fare una domanda, forse se n'è andato. Chi è che voleva fare una domanda? Marco, vieni qui. No, io volevo fare una domanda al professor Fossa, Sì, perché certo. ha detto che fa dei progetti sui tetti anche dei privati, no? Ecco. Ma non a privati. Sì, quindi non posso chiedere una consulenza su un tetto privato in campagna, per esempio. All'Accademia Ah. e alla piccola ricerca e al supporto degli enti locali della mia regione. No, perché ne volevo già approfittare per me, ma vabbè, questa è una questione privata. Grazie. Ci sono altre domande? Nessuno vuole intervenire? Prego. Volevo chiedere all'architetto Spalla, a quali orientamenti dell'urbanistica contemporanea in sede europea e internazionale si sente più vicino. 2 anni fa la rivista Time aveva dato pubblicità e notorietà a quel tentativo dell'architetto danese Ingels. Non sento bene, se può venire un po' più vicino, grazie. Dicevo, domandavo a quali orientamenti dell'urbanistica europea e internazionale si sente più vicino, e ricordo che 1 anno e mezzo fa circa la rivista Time aveva dato ampio risalto a un tentativo di un architetto danese, Ingels, che lavora a New York, di un tentativo di copertura universale energetica dell'intero mondo, un'utopia naturalmente, però l'intero mondo come città. A quali orientamenti approva di più e si sente più vicino? È una bella domanda. Allora, in termini culturali, alla corrente urbanistica uguale paesaggistica. Questa è una rivoluzione, non l'urbanistica burocratica delle norme, cioè di tutte le trafile che bisogna fare. Io sono convinto che il piano deve essere fatto in 3D e che la gente, tutti possano capire come è fatto il piano. Ed è possibile farlo. E non vedo perché non si possa fare dei plastici in ogni quartiere, come c'è a Barcellona, come c'è a Londra, che ogni quartiere ha la sua rilievo nello spazio, che la gente dice: ah, questo è l'edificio mio, questo è l'edificio tuo, eccetera. Primo, e che per rispondere alla domanda, è una concezione dell'urbanistica che è molto, in parte francese, in parte inglese, degli anni anche del 45-46, che hanno fatto le New Towns, e in parte quella americana. Cioè, quindi l'urbanistica paesaggistica. Quelli che coprono il mondo, mi scusi, io non voglio manco sentire parlare, mi sembrano delle buttate prive di significato. Non so se ho risposto bene. Grazie, prego. Grazie, buongiorno. Scusate l'ignoranza, ma è una curiosità che mi è venuta, dato che comunque è un argomento che è sempre più di attualità. Ci sono dei luoghi, da un punto di vista del paesaggio, più favorevoli di altri? Cioè, naturalmente luoghi sempre a favore di sole, ma se ci sono dei luoghi
lo chiedo come ignoranza rispetto a, non so, l'altitudine piuttosto che la vicinanza col mare, l'effetto riflettente del mare, se ci sono luoghi migliori di altri per i pannelli solari, anche in rapporto alla nostra regione, alla conformazione. Grazie. E deve rispondere tu. Se ci sono dei luoghi migliori, naturalmente i luoghi sempre a favore del sole, ma se ci sono nella scienza che si occupa di pannelli solari dei luoghi migliori di altri per la posa rispetto all'altitudine, non so, vicino al mare per il riflesso, se esiste dei luoghi migliori di altri e se come funziona per esempio la nostra regione con l'orografia. Sono proprio cose che non so da ignorante. Tipo di che cosa viene... No, ma non mi preoccupavo, sono a favore. Volevo sapere se c'era luoghi migliori di altri per favorirli. Ecco, grazie. Bene. Bene. Molto interessante. Grazie a te, grazie della tua partecipazione.